Vicenza pretende sicurezza! Adesso basta, è la seconda volta che lo chiediamo, continueremo a chiederlo perché, ripeto, Vicenza pretende sicurezza e noi siamo sicuri che ce la meritiamo. Così l'organizzatore della manifestazione contro il degrado dilagante in città promossa dai commercianti, a cui hanno partecipato molti cittadini del centro e delle periferie. In testa al corteo, composto da circa 300 persone, lo stesso striscione della prima camminata partitica di protesta che si era svolta la scorsa primavera. Oggi c'è la volontà di ribadire quello che abbiamo chiesto il 10 maggio perché non è cambiato nulla, anzi la situazione è peggiorata. E noi ci rivolgiamo sicuramente a tutte le istituzioni, in particolare l'amministrazione locale, perché è il primo fronte per fronteggiare il degrado e l'insicurezza. Adesso si sta veramente male, vengono aggrediti addirittura i ragazzi, questa è una cosa che proprio mi dà fastidio, che stanno passeggiando, si stanno divertendo per il centro storico. E abbiamo portato delle foto che possano testimoniare la realtà di Vicenza, ciò che sta succedendo un po' ovunque.